Ora una terraia sono tornato a cantare. Cagheria salutare questa bella compagnia. De cantare mi devono in cos'è mittente E in questa notte serena che m'accompagna la luna. E in questa notte serena che m'accompagna la luna.
in re, e questo bello canto spantoso, ma è su numero e tutto de sa Fattopio, che fateo d'ogni gira impari, due volte a sta gira impari. Ora io sono in sa puntata de setti, ne ho già fatto meda, se uso tenti la possibilità di impari, di conosci meglio il canto su dessa gara. E dopo se puntata sa funti d'orrauso, is amici nostri a cantare. Tanti si torro grazie e saluto a Marco Manca. Grazie Marco. In tanti si può cosa che ha fatto oggi, ma poco su che fai questa trasmissione nostra con si scheda, se tutto canto. E saluto a Matteo Dore, che torra da Matteo, impari a Marco, e torna da un altro amico con sa chitarra cosa sua, con questo bello suono, uno suono che arriva de atteso mera de più di 45 anni questo di Bruno Malutrotto. Grazie a tutti pure può essere tornato in noi in trasmissioni e con questo attopio che va ogni gira a regionale cercavo di comprendere meglio questo mondo, la storia dei cantos, dei cantatori a che terra e dunque sei accesta a palasa di ognuno di questo canto. Se mi aiutano d'ogni gira uno canto amico su che punti studioso, su punti persone che vivono proprio in maniera funguda su canto, come protagonista, come cantatore, come suonatore e come studioso. Torro grazie e saluto a Salvatore Carboni, grazie per essere tornato, e Daniele Giallara. Daniele, con cui ho fatto un metodo traballo sulla città, ogni gira mi si che si sa scheda che ha fatto il professore Marco Luzzo con sa voce cosa tua e con cui ho la possibilità, tenevo la possibilità di arregionare in su canto. Appunto che questa è sa desetti, dunque se tollinai questo, che in sa desetti si è arrivato a caricanto, a sa corsicana, no? Poeta, che è seguito le trasmissioni nostre, ogni gira fadevo un attopio e cercavo di comprendere meglio il canto su dessa gara e ho fatto Reno, Resa, Mutto, se tutto canto e sono arrivato a sa desetti in sa corsicana. Ita si va venire a conca sa corsicana, commente questo canto in Reno su canto a chitarra non è fermo, è sempre in movimento, già in suo secolo passato ci fiante innovatori, si scosa noas, dunque è un canto sempre biude in sandus. Sì. Canta chitarra sicuramente è una forma di espressione artistico-musicale via, non è una cosa musealizzata. In generale non è un tipo di arte meda permeabile a queste influenze esterne, storicamente. La corsicana è una di queste eccezioni, e è importante vince spogus, e può essere un motivo spurghi a narrare. Però questa cosa che era fentomata, normalmente giocando a chitarra te ne paga interazione con l'esterno. Attento, qualche eccezione, qualche cosa l'ha innovata poco con tu a intro, qualche cosa ha interagito, ad esempio questa corsicana calza perfettamente, con l'esterno, quindi si narra corsicana, quindi è la conseguenza di una invenzione di un grande cantatore del suo passato, di Cicchedo Mannoni, che ha più volte ha nato che si vede ispirato a un canto della Corsica e questo vale della forma base della corsicana che ancora possiamo intendere cantata praticamente uguale dal suo amico della Corsica puro. Un altro cantatore che sicuramente fa parte della primissima entrata della corsicana è Nanni Pinna de Oschini. Poi piano piano, nonostante questa diffidenza iniziale, che è una musica leggera, sono appassionato, sono una vaga diffidenza, però poi ha fatto impressa la corsicana, si radicare intro su canone e intro su gara. E comunque è stata una novità, no? Non ero sempre, fai dato a terra porta spuri, in altre circostanze, in pubblico. La corsicana è la risposta del suo canto a chitarra di tipo bel cantistico, prenada e tuppa da una mancanza che vi fidi. Quindi è una dimensione quasi bel cantistica come la corsicana, prima in effetti su canto a chitarra vidi mancante. Se ho questione di quali anni? Mi pare 1946. Il primo anno che Mannoni la via da palco, la vaga di intendere. La vaga in palco, ma Dante registrata è tutto? Ah no,
No, Siete- l'ha registrata un altro cantatore prima di isso. Paradossalmente, mancare l'eppa inventata a Mannoni, su primo cantatore che l'ha posta in disco è Leonardo Capizza. Ah, Leonardo Un Capizza. disco a Ribalta 78 battere. giros. A 78 giros. Ecco. Io penso che in Sandusu, già prima del 1950, quando questo bello movimento del canto teniera di avere una massa grussa, meda, casighiada e scansatorisi, tengo questa curiosità di comprendere un canto nuovo che arriva da una isoletta vicina, come sa Corsica, che sono da questa lingua che non si comprendeva, in cattura comprendite tutto canto, però fiat una cosa nuova. Sì. Come ti applicata questa gente? Poi domando a Daniele, come ti narra questa storia? Come ti reagiu? È pragia subito, vienta diffidentisi. Tore annao che Nanni Pinna è stato protagonista da cantare, impara che Mannoni ci ha crettiu, ma ci creia su pubblico puro, sa gente? A s'incominzu non meda. Piaghia in sala alta della Sardegna, in sa Caddura, che su Cadduresu e su sa limba corsa sono simili. E duccas piaghia de Brusi in questa zona. In sa bidda storica de su canto a chitarra fu bio come un canto più leviu, Un'invasione. moderno. Però poi con su tempus è stata accettata e fatta da tutti. Finza a sos cantatores, in fu mi fai dante prima con sos cantatores, finza a sos cantatores solbezzos, tipo Tio Luigino Cossu, che tenia sa matessia data de Ciccheddu Mannoni, però può dare che issu la pensate in maniera diversa. In una gualtina di una corsicana, lo canta proprio, lo narra, e poi non so se la naffaghere e la canto a malagana, può tornare a rima con corsicana. E ducas s'incominzuno fu via come una cosa levia, del giovane, ma non un canto serio. Ma un canto differente come intonazione e tutto della chitarra. Sì, Potesse tanto- questione di una tonalità in minore, Sì. che non esiste proprio in su canto sardo, è unica, mi pare. Come tonalità di noi, in su canto sardo, in carchi logo, in carchi picchiata, a borta sa carchi tocco de scala minore si poteva cattare pure, ma non fa che parte della scala che viene cantata. Invece questa corsicana finalmente entriamo in una scala minore. Può essere preciso, è una scala del re minore, non che sia il re, magari non sia il re, ma comunque la successione della nota si scusa, è una scala del re minore armonica. Le scale minori sono tre, no? Melodica, armonica e naturale. È una scala melodica armonica, si può comprendere che ha una nota particolare che sa satera non veste. Questa può essere una precisazione di Putennico. Ottavio, posso aggiungere una cosa? Certo. Su canta chitarra, come te asanau prima due, è sempre bistau abbelto a sa cosa al noasa. E alleau questo canto da sa Corsica e l'ha fatto che poi noi siccome sa corsicana la cantiamo da sa salda. Noi spruso un canto da sa Corsica. Però va da altre cose. In sa prima registrazione del 1930 potete comprendere da chi è cantante e chi è cantata da quale zona della Sardegna fa che parte. Sul Gaddureso si conosciano subito chi fu un cantatore del Gaddureso, come si conoscia subito chi un cantatore come De Sole fu un cantatore locutoreso de Sanglona. Poi sì, questa cosa territoriale naramos è sempre stata sempre più su l'alga e ducas è diventato su canto de tutto su nord de sala in alto de sa Sardegna. Ma conoscianta sbogisi in questo canto della corsicana o in tutto i cantos? Cioè, tornanta a riconoscere i cantatori di cali si sia logo vianta, cantendi sa corsicana o cantendi e via? In calesi sia canto. In calesi sia canto. Sì. Si conosciano su canta chitarra poi si è diventato, si sono aggiunto su canto della Gaddura, su un begno in sa gara chitarra, grazie a Tio Ciccheddu Mannoni, grazie a Nanni Pinna, grazie a Luigino Cossu, chi fu un cantatore de questa zona. E ducas andau sa valti in soro a su canta chitarra. Via da Tino Rossi e da Figlio dell'onore corsicano che ha inciso una donna di moda, su canto bello, su canto proprio
bel cantissimo, come te vividi in Italia, insomma, una grande tradizione, prima della guerra e appunto della guerra pure, abbiamo sentito una grande tradizione. In Corsica, bindaia da Parizio 78, uno Vitino Rossi, e infatti questa cosa ha dato origine a una specie di diatriba che non tiene fondamento, supera proprio la primogenitura della corsicana. Quindi in una pagina intervista a Francisco Cupedo de Bulsi, un grandissimo cantatore, ha nato esplicitamente che la corsicana è la bogata dai cantoni del Tino Rossi. Se uno va ad una ricerca appena in rete pure, in internet, si può cattare che la incisione del Tino Rossi tra gli anni 30, 32, iniziata su 40, poi si chiede a cantare Tino Rossi. Quindi un classico del tenore leggero, de grazia, si viene a narrare in linguaggio lirico. Fini corrispondono a quelle varianti della corsicana che sono state introiettate appostisi in su canone. Prima la versione base, che viene de Mannoni, che viene prima, e poi la variante, Ustaggia, su Sanina Nanna. Se esiste questa registrazione, se è di Tino Rossi, e si comprende che Cupedo finando è una cosa fondata, ma non bada a contrasto, che fai danni Mannoni quando vai da questa primogenitura e Cupedo, delle varianti si è detto Tenete a regione lo tesuso. Tutto tesuso. E dunque questa è una cosa importante. Mi piace questa idea che già in su 45-46 ci viene questa novità in spalco, no? E in una cosa de importo per amanno, perché su canto sardo, inzandosi prima de oi e tutto, via da una cosa sichia de meda gente, dunque si fatica parti ancora sia de sa parti che poteva un'ai artistica in su palco, ma in su contesto è tutto, si continuava a cantare, ci pianta meta cantatori che non tenivano la dignità di palco, ma cantante meta. Intanto ci via mera per un movimento de oi, mi pare, no? Giocando vedo un canto diffuso. Questa esibizione pubblica è sempre stata una specie di celebrazione laica e una comunità, finza sa chi è esistita questa società, come quasi non esiste più, chi celebreria da se stessa in questo frangente dessa festa patronale e sono cantatori e sono poeti puro. Fini proprio sul celebrante laico di questa cerimonia che serviva a cementare e alimentare e confermare l'identità del suo luogo e della cultura della zona. Ecco questi questi elementi territoriali che narraia da Daniele prima, certo. Che vede meta più marcato, che vede più marcata l'identità territoriale di tutta la cultura, compreso il suo canto. 1946-45, quando passavo su cantando, su 7-8 anni, e arriva da, 15 anni, su 62, arriva a fisarmonica, un'altra novità. Dunque è sempre buddendi sa cosa, no? In suo canto. E sa fisarmonica, come te che identificare, quando sta arrivata, e ti succedeva, a dividio su pubblico, i cantatori, e te succede. Sa stessa cosa che abbiamo prima cosa corsicana. Prima è stata, si diada come una cosa nuova, una cosa che non fu di... non fa che a parte del suo canto a chi terra antico, però poi sì, il vero che la fisarmonica ha sempre fatto parte al festa. In Salgara, su fisarmonicista che fu della zona, pigairi a suonare un ballo e qualche volta accompagnai finza a scalchi canto della gara a chi terra. E poi si beste questa idea di Niccolino Cavizza, che in su 62 fa che pigare a su palco non prusu a suonare una parte della gara, ma a suonare tutta la gara, sa fisarmonica, Peppino Pippia, e poi si diventa da un'orchestra con Aldo Cavizza. Aldo Cavizza e Pippia inventano un modo nuovo di iere una tradizione salda, di iere su canto a chi terra. Hanno fatto una orchestra in su Vitticco. Dunque, innovazioni in noi pure, cosa al Noasa, ma mi pare che noi cambiamo mera questa cosa del 60 oggi. C'è sempre questo mondo del suo canto sardo è sempre divide un duso. Cioè, chi oggi è tutto, chi ne olli di ascoltare canto da chitarra fisarmonica e chi invece si preferi scetti a chitarra. E sta lì c'è in Calilogo, onde è De Bruso, che si canta da tutti i duso domando. È sempre vista un gasi, è sempre ad essere gasi che
sa musica non è matematica, sa musica su chi piace da me e possono piacere a te. E ducas sono appassionato si dividono sempre. A chi piace solo la chitarra che accompagna da pollica, a chi piace solo la chitarra con supplettore, a chi piace solo chitarra e fisarmonica. Este a gusto, a piacere di chi ascolta e sono appassionato. Poi sì, bisogna sempre visto sul gruppo di appassionati, dei cultori, dei cantatori. Finza su cantatore potete preferire di essere accompagnato solo dalla chitarra o dalla chitarra e dalla fisarmonica. Questo è un gusto musicale, naramos. Come è possibile che Deo in Sandu Saoi scetti sa fisarmonica e sa chitarra, anta accompagnato su canto, e non funti da rausu a su sonette, che sono anta s'organito diatonico, o altri strumenti. Su modulo, este atturau scetti, o scelta poche chitarra o poche chitarre fisarmonica. Come è che non antiposto su sonette o altre cose? Ma non è che sia facile lunare. Su sonette, bisogna escludere subito, perché praticamente è una limitazione di carattere etnico, al nota che poter riprodurre rispetto a sa fisarmonica, che è diatonico e non è cromatico. Quindi già in cui su confronto non si può fare. E poi beste sempre l'elemento di potenza che vi mandate prima, dessa estetica che si è appassionato su amatore, su cantatore, ha introiettato che quando è adeguata, sufficiente a se stessa, è capace di giocare su canto, di guardare su corpo, su una tia mia, musere di grande cantatore, e non tiene bisogno di altro. Questa complicazione va ad un arricchimento armonico, tu sai, dessa fisarmonica, che Nicolino Cavizza ha Kerfidu, nonostante, ripeto, sa resistenza. Voi pensate, questo che andate prima a Daniele, adesso su Vrenu, che dura ancora oggi, come ti vicinando due, dessa estetica che viene di accettata o meno. E voi pensate che su 60 battono, Aldo Cavizza arriva da una idda dessa zona di Sumarghine, una idda de competente, ma non proprio de su terminare in inglese core business su carta chitarra, non fi di Coronzano, non fi Piaghe, non fi di una idda celebrata come proprio Santa Santorum. Beh, sono passati 2 anni e io, de grande imbonitore che le vidi, canto e più del suo babbo, si deve inventare una mesa barzelletta narada. Siamo arrivati con un amico fisarmonicista, che si viene suonando in una traita e t'hanno lamunnato, è stata cattata un'iscusa, compreso. Poi tastare su terreno e bere canto, questa cosa poteva essere accettata. E ripeto, fido una idda importante, ma non fido una idda considerata difficile. Eppure un tanta prudenza, tanto freno, poi quando tu hai casa su questo ragionamento, quando tu hai casa, un elemento importante, centrale, di una estetica, di una musica popolare, deve sbarrare attentissimo. E scommente camminare su rososo. Siamo vulnerabili. Poi sempre da pensare che non è cosa tua, ma è cosa di insoro. È una cosa comunitaria, di identità collettiva. Questo tocca da pensare sempre in calisia da argomento che ha causa delle cose dessa tradizione, e a noi la verità, la Sardegna è tutto, la terra nostra si indiona a mera occasioni, si decisione delle tradizioni, io penso ai launeddas, ai scantos a tenore, a concordo, penso ai ballus sardus, a tutto il bastimento a sarda, teneuso un montone di cose di ricchezza sanoso, però ognuno di questo argomento tocca a toccare sempre con attenzione, con rispetto, poi non è cosa né mia né tua, ma è dedotto. Se questo è bene che tu pensi a pensando, se tu si che usa a pensare poi è tutto. E un'ausa fisarmonica arrivata in una maniera forte, a pago questa entrata in ogni prazza, ad accompagnare questo canto, ma bieso con questa scheda che si ha preparato su professori Marco Luzzu e Ligia sempre del Bustiano Piloso, i testi di questa fisarmonica, da conoscevo tutto, però bieso sa parte organologica e suso e tutto che andivadeus in Sardegna di questo strumento che hanno importato de fora, e in anni 20 del 800, ci vede un bello movimento
in tutta Europa. Poi nel 1829 Damian ha depositato sul brevetto dell'accordeon in Austria, a Vienna. Un mese dopo Wheatstone a Londra ha presentato sul brevetto della concertina, ma prima ancora ci via da Trossinger in Germania, hanno presentato sul brevetto della mondioline, della armonica a bucca. Dunque un scanto movimento su accordeon, su bandoneon e poi sa fisarmonica. In Sardegna non è stata da firma, attento a questa possibilità di denni questo strumento su funta ribau, su finza in noi, su sonetto forse da portare proprio Paolo Soprani in isfesta, sa dove vai conosci, e dunque sabieu su in Sardegna tar ruolo denidi, sa fisarmonica a parte su canto sardo che è un nao, altre occasioni si desonai questo strumento. Sa fisarmonica est un istrumentu con su forde chi sonano in bellettotto su mondo. Inventata in s'epoca industriale, si è impreata in Sardegna dai su cominzo del su Noigentoso, che a su sonette mattessi, su parente brusistrintu, e il de sa famiglia de sos aerofonos all'imbeddu libero. Candaberi tanca su forde, su sonatori in via saira sull'imbeddo de metallu, che sono collocados in intro de sal due tastieras, e in battighende sos tastol decididi cale l'imbeddo de pensonare. Su modello brusconnotto in Sardegna è scussu con sa tastiera melodica che tiene sostasto il bianco segneddo che su pianoforte e che si suona con sa mano diretta. In tamese sa tastiera pro sa companzamento che si suona con sa mano manca tiene sul buttone se pago bruso manco che accusso de su sonette. Sa fisarmonica tiene medas impreos in su mondo de sa musica sarda. Accompagna di scantadoris de sa gara poetica sarrepentina, dai belle 60 annos la gattammo il medalbortas accostazzo de sa chitarra per accompagnare os cantatori locutoresos. Da bieus ed intendeus a vortas in processionis, accompagnando su santu, mancari varis con su sonette o con il launeddas, dei scalis in da appicao i sonate religiosas. In Sardegna, però, sa fisarmonica è spruschettotto impreata per sol ballos. Paris con issa son lompidos in salbida al nostra sol ballo civiles, valzer, mazurka, polka e tango. Mais con su ballo sardu, massimo su ballo campitanesu, con totto sa floridura de notas spantosas chi s'annoana, chi sa fisarmonica intregata sal mano il balente de generazione de sonadores e st'intrada in sal festal de salbiddas e in su coro de sos sardos. Beh, è questa via da sa scheda, dessa fisarmonica e tutto. Mi piace avere in noi a castigare queste cose antiche che si contano in tutto su noi gente, su commenti, sa ascoltaia da sa musica, con i discos, con i musicassetta, in isprazzas con i trombittas dessa RCF, prima delle amplificazioni moderne, i microfoni sono differenti che ho portato in noi in questo studio, ma ho portato pure cose da oggi. Poi, come ti ho detto già in questa prima puntata, quando ho presentato questa trasmissione, noi contavo su te succede su noi 100, in tutto questo tempo, ma se ho pensato ai dire oggi e se ho pensato pure a suo tempo benitore. Dunque, se in questo studio televisivo c'è tutto, c'è su passato, c'è questa modalità di cadenianta di registrare i scantus, e questa cosa è stata di importo manno, meda, poi Tore, sa registrazione ti ha fatto, ha fissato un modello de canto, de un'epoca de canto, sa registrazioni, il disco, sa televisione, e dunque sa antidento un ruolo di importo umano pure può seguire a divulgare questa tradizione, dunque a coinvolgere i giovani, a accostare a questa modalità e a ricchezza che teniamo in Sardegna, no? Sul fatto di poter ascoltare tantas e tantas volte una musica che ti piace, chi magari cerca di imparare a cantare, a suonare, eccetera, con questa disponibilità della tecnologia moderna, andiamo dando il stato disponibile sul registratore. Prima teniamo una fruizione limitata, poi potevi tenere disco in domo, ascoltare, tornare ad ascoltare, eccetera. Già vedi un primo passo. Rispetto al suo periodo eroico in cui devi seguire a intendere un cantatore, devi andare all'intendere in un isso cantaiata e a borda sa che vi lontano pure. Quindi, tanto questo spiega da pure come si forma questa estetica, come sul meccanismo di apprendimento di imparare, e questa estetica musicale che uno si pone d'inconca, che poi gli dura tutta la vita,
si forma tanto. Poi si due cominciano invece a tenere disponibile la possibilità di una cosa degli scultare, della vivisezionare, degli scultare, torras, andas, indanandi, indesicos, finza che non le ogas questo passaggio, questa nota, questa particolarità tecnica di chi la vidi faghinde, è una rivoluzione. Saperlo è giustificata. La disponibilità di questa tecnologia è rivoluzionaria, post apprendimento. Daniele, oggi siamo dedicati tutta la puntata a questa corsicana, ma la corsicana è pago, poi la corsicana non ci è una scelta, ci sono diverse modalità di cantare questa corsicana, no? Sì, va da diversos tipos, diversi albogues che si possono cantare a questa corsicana. Certo, non è un canto che è il medavario, e che poi si bada a 15, 16, 7 variazioni sopra de gussas bestotto sul repertorio de su canto a sa corsicana. E si può narrare pure che bada una seconda oche in sa corsicana. In sa seconda parte de sa corsicana potrebbe entrare una oche che ad essere una mesa oche, e chi fa che su canto in alto a sa oche. Questo pure è una cosa nuova in su canto a chitarra. Tornando a sa novità del su canto a chitarra, finza sul repertorio in sos anni è scambiato del su canto a chitarra, che è entrata a fare parte della gara a chitarra, sa corsicana, però sono stati aggiunti sul molto a disprezzo, molto a sa mala, sa trallallera che si cominciano, penso, vaghi a parte del suo repertorio della gara a chitarra. Su Miellà è tutto, no? Questo è un canto antico. È antico. Sì, su Vadiesis? Su Vadiesis invece è il bistau e il bintrau a fare parte della gara a chitarra sul 1962, che l'ha sempre registrato con sa fisarmonica e con un chitarrista che suona da poddighe. E adesso Vadiesis deus a questionare sa puntata, Certo. sa puntata che deus a dedicare dopo dei gusta. Dunque sa corsicana e noi eus aviri, come ti fadeus d'ogni gira, una scheda con sa voce cosa tua, Daniele, è cantata da Marco Manca, e è scritta da suo professore Marco Luzzu, impari a Paolo Bravi, e dunque eus aviri come te tecnicamente, potrei sa musica, sa accompagnamento, su testo e tutto canto dessa corsicana, poi comprendi ancora meglio come testi questo canto. Deu dunque domando per piacere a sa regia di mandare e di trasmetti questa scheda filmata. La nostra Sardegna cara, circondata dallo mare, quando spunta l'aurora, più bella ancora pare. Sa corsicana è uno dei cantos che si conoscono de bruso in sa gara. È il suo unico canto con accoldo al minores, cantato in gadduresu ed è il drivesso da tutti os atteros cantos. In sa gara, sa corsicana è l'ultimo dei cantos gadduresos. A pustisi incominciano a cantos classicos. In sa corsicana si cantano quasi sempre batto versos de 8 sillabas in lingua gadduresa. Su cantatore pesa ad una oghe cantando tutto il versos. In sa seconda parte ripetiti su terzo e su quarto verso. Sos primo due versos sono cantatos con una melodia minore. Su terzo e su quarto sono un cammino in ue, sa melodia anda a finire in s'accoldo de su re. Sospiri di lume cori, in cambio meu andetti, e felicite di l'unico oggetto d'amore. E felicite di l'unico oggetto d'amore.
Prima di un zioghe, beste sa picchiata fatta da chitarra, chi viniti un s'accoldu de re minore. Su cantu si pote accompagnare in due maneras. In su primo, su chitarrista suona sos accoldos de re minore e la settima, con regulas armonicas. In su secondo, su chitarrista pone fatto a saoghe, tornando a fare sa melodia in sa quarta corda. Sospiri di lume cori, in cambio meu andetti, e fidelisi te di l'unico getto d'amori. E fidelisi te di l'unico getto d'amori. Beh, dunque sa, è ossighi un pari questa bella documentazione filmata che si ha donato la possibilità di Marco Luzzu, che comprende in Mellus, su canto a sta corsicana. E domando a Tore e a Daniele, dopo questa regione, che ha fatto questa indicazione che si ha donato Marco Luzzu, e stessa cosa che se vegna De Brusu, a posto De Brusu, in evidenza di questo canto. Che mantiene una posizione di unicità. Questo fatto della tonalità minore, di scala minore armonica, la rende unica. E poi questa difficoltà per modernare, però una particolarità in sa particolarità. Siccome questa frase musicale bene di cominciata in minore e finita in maggiore, quindi sono accompagnatori, in un momento che dipende proporre sa tessitura musicale sa che successiva, di un matessi cantatore o di un altro, e tiene su assaggio proprio dai su maggiore a minore, che in termini musicali corretto si narra cadenza piccarda. È una cadenza, come tanta cadenza va di musica, quinta prima e così via. Questa è una cadenza che viene fantomata piccarda, quindi non esiste solo in corsicana, esiste in altre forme musicali che non vincono nulla con la Sardegna. A livello di difficoltà o di impegno, come cantatore, sta corsicana come in testi, si da paragonare a suo canto in re, a sa disispirata o a un altro canto, cioè poni de prusu attenzione, bicchiere de prusu tecnica, come in te che da bifesi? È un canto più facile, per noi è più facile, che su canto in re il meda più il manno, più il vasto, è più libero. Invece la corsicana, come appunto prima, va a Kimbe, se è passaggio, se è il boges che si può fare, però dai due nocchessi, e duca è più facile, è più su pasau. Questa nota al minore, chi ha autore, gli dà proprio una pattina malinconica, è proprio un canto non triste, però malinconico. Romantico. Sì, no, su chi non tiene si può dire questo. Su chi non tiene delle difficoltà tecnica, lui tiene delle difficoltà interpretative, perché se tu non la carica da debattos, de sentimento, de emozione, sa così che è una barra di un cantichetto fritto che non ha nulla, di che stracca da pustel dedo al bocche, se non... Itta c'è sta intro de sa corsicana, itta si canta da un sa corsicana, si canta da verso in gadduresu, qualche volta in italiano puro. Purtroppo è stata cantata in italiano. È vero, sa no? Sì, ma socio. Ecco, narai proprio a pizzo dei verso, soprattutto poi è scuttato uno scanto verso dei corsicana, si c'è qualcosa che tendi un importo più manno rispetto a altri o da caratterizzare la corsicana con il verso della poesia. Come è questa cosa? Assora, sa corsicana più facile sono tutte cantate in lingua gadduresa e sono battoversos in lingua gadduresa. Queste che sono appena più complicate e più cantate alla corsicana e non a sa salda,
sono cantadas con testos de poetas de sa Corsica e ducas beste questo scambio subito tra Sardegna e Corsica, questo modo de cantare. Noi siamo ascoltato Clara Farina. Clara ci ha dato questa possibilità, no? Dell'Igi, proprio uno scanto verso. E vosato conoscei bene questa regione che vai di Samulledi su sa mamma con questo bandito, no? Che è uno dei canti più connoti, forse, sì, no? Poi sa Rostaglia, questo canto di Paolo Matteo della Foata, torrendi a conto che va di Stadui, dei poetas dessa Corsica. E poi Petro Santu Lecca d'Arbori, D'Arbori o Darburi. in prima guerra mondiale, no? Questo pure è un testo che canta a Mera, che canta in Mera, mi pare. E poi un altro è Sospiri di Lume e Cori, mi pare che sia su Don Bagno Pes. Dunque, di adero su meda cosa che tornanta a su conto che aveva stava denti lui, no? Un vago in lingua corsicana, e corsa e in gatureso. E noi in noi intendevo su Clara Farina e poi da regionale su un pari prima di ascoltare il suo canto. Tammenti tu lume cori, candera mi vipinnendi, soli contrastendi a fulto di maggiori. Due rosi in una ianna, tutte e due d'un colori, già è bella la minore, medda ancora è la manna. Antunetto e Antunetto, tutto lo mondo si lagna, ti ulia meddu molto che bandito alla montagna. Una rustaglia si sa quant'è da costa, ci vo carbonu e farro a bedda posta, e ci vo mezza giornata, pavella ben composta. Dunque, detila allo patrono, la rustaglia e di Simono. Sotto lo ponte ci luce la luna, e stelle in cielo un ne manca mancuna. Dormi. E li castagni si lagna lo vento, un nostro lume sarà presto spento. Dormi. In una casa, ma quale sarà? Batte lo staccio e si sente cantà. Dormi. Ugliatto maiò s'alligia un mustaccio, pianta la voce, si cheta lo staccio. Dormi. So 5 mesi che non siamo sole, a guerra ha pigliato i babbi e a figliole. Dormi. Mi friglie lo core e non ne posso più. Lascia piegna a me stanotte, ma tu dormi. Sospiri di lume cori, in cambio meu andeti, e fideli isiteti, l'unico oggetto d'amori. Chi s'arrisa che mi vai, d'ogni volta che mi idi, o è chi di me ti ridi, o è genio che mai. E dunque, questa sa funti scantus, poesia, sa che si intende de brusu, mi pare, no? Funti questa si cantanta de brusu, i cantatori, se stage. Sì, come te tema, in effetti, magari siete un canto tutto sommato semplice, però come te tema, si ha fatto caso, va ben entrato un paio tutto. Questa è poesia amorosa. Questa sa prega del suo pridru che aumenta l'importanza della proprietà privata. Sa rustaglia la deve stornare. Sa rustaglia è importante che è un elemento identitario dei tesestue. Senza rustaglia non potete fare nulla. Quindi, è elemento sociale. Poi, questo è elemento, direi, di andare quasi politico. Poi, sul bandito, in sa quadretto a sa corsicana, è sempre uno vittima del suo sistema. Bandito senza lo guerrere,
addirittura in una strofa che non abbiamo inteso, si va all'Udrinino, tiragli una mitragliosa. Quindi sì. se fai è una dimensione letteraria e politica corsa, meda precisa, quindi va dedotto in questa corsicana. Intanto, su noi escuttausu, dos centenius documenteus, soprattutto lo Satopio de Oi, sa puntata questa desettica, se dedichendi a suo canto a sa corsicana, Marco Manca, è un nao de Usini, impari a Matteo Dore, che è de Osilo, e su maestro de sa chitarra Bruno Malutrotto de Azzanì, vive in Terranova, ma nasce in Azzanì e si dà contato pure quando è arrivato la prima puntata. E io ando a cantare questa su canto a sa corsicana, e tu intendevo su noi. E canto la corsicana, palchi ne sono obbligato, però non ha imparato, e la canta malagana, però non ha imparato, e la canta Senata per incanto delizio germosura la metò di locu santo la più bella di Gadora. Do di Ocusanto la più bella di Gadora, e tu sei nata per incanto deliziosa hermosura nella medo di Ocusanto la più bella di Gadora.
una rustaglia si sa canto la costa ci vo carbono e farro a bella posta e poi ci vo mezza giornata per averla ben composta ed un cadetti la lo padrono la rostaggia e di Simono ed un cadetti la lo padrono la rostaggia e di Simono Dalli castagni si intendi luento, ma presto lo nostro amore sarà spento. Dormi, dormi. Fai la nina e fai la nanna, lo babbo alla campagna. Fai la nina e fai la nanna, dormi tu cori di mamma. Moi dopo essere bello, si prende sul metas, a zaccarra in mano, poi è stata una cosa bella di avere con Vosato. Si poteva tornare a Sezzi, poi Tadeo si mi voglio domandare, a Marco Manca, la s'altra volta si raccontava che ne venne in prima puntata, si raccontava a saberire che io sono cominciato di piccioccheddu, sono in sa chitarra, accompagnando e poi cantando e tutto canto. Ti domando, Marco, ma visto che c'è pure Matteo, che è un giovane, Genia Noa, che si sta accostando a suo canto, come testi oi proprio sul movimento dei cantatori, sì, però è giovane, si Genia Noa, come si accostano, si appassionano, punti media, punti vagos, come te sul movimento? Tu non sei più giovanetto, ma sei sempre giovane, sei diventato un maestro di canto sardo, come ti dubisi tu questo mondo oggi? Ma Deo, a narressa mia sto vivendo una carenza proprio da giovane che si vuole iniziare su canto sardo. Sono idee nella piazza, sono pure in serata, che vede già la gente che ha una certa età, compreso, mentre magari 20 anni, 20 anni fa che vi dici un po' che giovane, pare che sono allontanando, come noi così si agguipa questa innovazione musicale, un po', però sono giovane, sono sempre più poco. Qualche cosa un po' mi preoccupa, la mia sono scollega pure, che lo vediamo tutto. Ma e ti stata un arrivare oggi, coinvolgi i piccioccheddu a fare appassionare dei canti, cioè tocca da andare in scuola, a topiare, andare a contare come è la bellezza e la ricchezza di questo canto. Come si può fare? Noi
tra colleghi abbiamo provato un pago tutto, il colla de canto non abbiamo fatto un pago tutto, Deo, Bruno, Nino, Daniele, qualche cosa, non dico, però non ponimo pure buona volontà di acchiccare, di imparare, solo che da poi è poco tempo si allontanano. Dopo ho fatto qualche cosa di canto pure impattata, che vieni con quel pizzino so che facciano un pago di canto a tenore, si sono avvicinato su un pago a su canto a chitarra. Commente mi sono avviato Deo che si colla la musica per un anno, sanno poi vieni più pago, so, pare che da poi si dimenticano, non è che una cosa si chida. Prima da chi via minore Deo, mi vieni finza sul circolo, Deo può tornare di un po' chiudurre, Deo bando capo amico, so. Da chi viene a tribagliare su Canapura, pigaia i gu, entra il in un circolo, che vi sa chitarra piccata, Daniele Buru e tutti i chimici di quella realtà, vi sempre sa chitarra sul circolo. So. Uno le ha sa chitarra, una tassaina, un tavolino, una catrea, si fa chiasa, greffa subito, no? E veniva pure giovane, so bezzo, qualche cosa si pellita. Come devo un po' chiudere, ma può tornare pure in vita mia, noi vivo come in piaghe, in usni e tutto. Non è che più un ramo dopo lavoro ricreativo, noi, ognuno si misura io dai canti. Quindi è mancato pure questo. E poi becche pure questa situazione della limbasaglia, che bene va data sempre più pago, e di conseguenza uno anda a escuchare un canto che non comprende. E quindi, mentre invece Deo in famiglia mia tutto va da mi susagli, un nonno a babbo, andai in bidda e fai da ira non pago, quindi non comprendimi se non pago, come sono tutto italianizzato. So. E quindi... Domando a un giovanetto come Matteo, esami costoso dunque, italiananta, visto che tu sei entrato in questo mondo del suo canto a chitarra, sei entrato sul mondo del suo canto, sei studenti in salirica, però proprio a pizzo del suo canto sardo, italiananta, questa è una cosa bella, che non ti balli savena si accostai, italiananta, giovane su questa età di tua, che non funta ancora entrato in questo mondo. Che si offendi bene, che è una bella cosa, che si può accostare, che si può appassionare, italiananta. Tanto sono giovane, sono amico mio, più o meno sono tutti appassionati, sono poco a questa cultura della terra nostra. E li fa che piacere quando vedono un altro episodio della età di soro, dalle soro, che sigue questa tradizione. Però, una cosa che intendo narrare sempre da Iaisso, so che io li narro, ma brutte quando cantiamo, qualche volta che siamo a fare, non benissimo non ascoltare. Isso non narrano, mi narrano sempre, però noi quando abbiamo voglia di ascoltare un poco di cantatore, accendiamo sul telefono e non li ascoltiamo direttamente che non mi muovere. E loro narrano questa è la stessa cosa. Certo. Infatti il problema narramo secondo me se viene un poco questa tecnologia che ha cambiato queste cose. Ecco. Beh, il tempo che se mi fendi punti questo. Se a Bruno Maludrotto domando, stavo per cosa, pizza su sono però della chitarra. Tu con Sassozio Chidenis, cosa tua, ha sempre dentro questa sensibilità di devonni impari a accostare i giovani su imparare a suonare questa chitarra, di conta e ci fai. E come in testi, proprio un gaddura in moi sul mondo dei suonatori, sempre giovanetto, sai, cindi punti, si punta appassionanti, sighinti, tenis allievo, su come in te sul mondo in moi. Purtroppo situazioni, come si suol dire, grigia. No, nessuno. Io anni fa a Padro ho attivato un corso di pastelli minori, insomma, paccioni. E un poco come ha detto la storia Matteo, insomma, ha raccontato la storia Matteo, a Lucumencio, forse curiosi, eccetera, hanno seguito, poi naturalmente si sono allontanati. Di fuori di Patron ha fatto una mattessi in gaddura e dimo che un paio si sono avvicinati e oggi cantano in palco, però so sempre pochi come numero. Addirittura sono guardando di canto perché voglio questa passione per il canto, forse è una presunzione di insegnare per il canto essendo chitarrista, però ho pure questa passione, quindi qualche consiglio me lo sento di... Tu hai passioni, conoscenza, poi non scetti sei maestro de canto, de suono, ma sei divulgatore, poi ti presenta, sa conta, sa in serata, sa tutta questa cosa bella. Cioè, un po' l'associazione, io sono presente in questa associazione, fa tanti colleghi, eccetera, collaboriamo, e abbiamo fatto diversi corsi, però, ripeto, parecchi
all'ucumencio per la curiosità, ma poi un po' fuggini, scappano da questa realtà. Dunque io laggio lo so che è difficile, però a questo punto secondo me, come ha detto pure Daniele in altre situazioni, bisogneria secondo me che la regione una volta per tutti abbia il coraggio di punire la lingua e le scuole da minori e pure la storia della Sardegna, perché sennò secondo me così non nasciamo. Sinceramente questa è l'idea mia, perché prima nasciano in maniera spontanea i cantatori, no? Un poco come sono nato io, grazie alla famiglia mia, ad usare giurare, però a noi sabelitari devo torno grazie a questa regione perché con questo progetto un prentas a Pizza Sanima Sarda si sta permettendo proprio di fare questo tipo di traballo e già è un aggiuto, picchetto, ma è un aggiuto, poi conosci bene questo mondo. Torno grazie a Bruno Malutrotto, grazie a Diaderos, poi si tornava in noi e domando a Tore a questo punto, se sono su tempo di oggi, non che stiano ancora del suo tempo benitori, ma del suo tempo passato. Su tempo passato, questo che poteva andare su tempo d'oro del suo canto sardo, e cali vieda, si ci vieda un tempo massimo a un di suo canto sardo, via questa cosa di importo per un anno per ogni comunità in Sardegna del suo capesuso. Tu ne a precisare questa cosa, perché queste categorie sa mezzo, supeuso, bello, feo, eccetera, sono pericolose. Che a borsa non si comprende bene di che siamo parlando, se si parla di gusto o di una cosa che si può argomentare, che dete in una base etnica, eccetera. Normalmente, in linea generale, siccome siamo tutti uomini e femmine, sul periodo dove ti pare sempre sul mezzo, soprattutto questo della gioventù dei due, che si inganna questa memoria e quindi vai e tocca a bila. Ecco, dai te nasce la parte principale della tifoseria, con questo periodo, quest'altro, eccetera. Se invece che fare un ragionamento appena più circostanziato e più spago ideologico e più spago anche pure di opinione personale, che è insindacabile, sì, è un canto popolare, poi di Muspita non è diventato più popolare. Questa cosa è importante, questa che vi andate prima Bruno. Su periodo che vedi più felice, si può usare questo, è scando su canto che vedi un prodotto è naturale, veramente naturale, dessa società, dessa comunità che l'hanno creato piano piano, quando vedi aderente che questa società esisteva ancora su quanto ha vissuto su un mezzo periodo suo, indipendentemente dal fatto che uno prefera da quello cantatore con l'altro cantatore con l'estetica sarpeggio su Savennina, no, non è scuso. Rappresenta io questa Sardegna, rappresenta io questa comunità, se viene una cosa fortemente identitaria, questo è il suo secolo d'oro, come tenere lo spagnolo, su del suo canto. Non si può giustificare in un'altra maniera. Poi bisogna tutte le altre questioni che ha sollevato due, prima che si è risposta a spuro dei suoi amici artisti, perché su canto continua ad interagire, tu su canto lo devi alimentare, come tenere io da un compositore tedesco famoso. Tu in una tradizione devi mantenere su fuoco acceso. Se andas ad adorare una ciminiera studiata, non te ne nulla. Questo è Gustav Mahler. Bravo. E invece, questa cosa si può mezzorare. Non dico che hanno fatto caso, però per esempio il accompagnamento della corsicana che ha fatto un mastro nostro, Bruno Malutrotto, Bahia da un montone di cose che il corsicano originale non vivini. Che viene accompagnata a sol, fa, sol, la, risolvente re minore o maggiore che essere, eccetera. E adesso ha fatto un accompagnamento che vi vede un sol minore, che è un accordo che anda benissimo in armonia classica, naramoli continentale, civile, e con re minore. Invece noi in forma originale non lo ponimo su settima diminuita che vi stanno benissimo come collegamento da un accordo a satiro. Quindi si può mezzorare, non è che sia una musica che non può sopportare mezzoria e innovazione. Sul dosaggio è importante.
Dunque, devo domandare che alla su tempo, proprio bello, questo canto, poeta, se sono andato sentendo i cantatori che oggi hanno 80, 90 e più anni, e ognuno di essi parlava giustamente che a questo tempo più bello fiaccando cantare isso. Però è bella questa cosa, perché come ti andavo tu ed ognuno la vivi a quella maniera. Poi certo il problema è già sono i punti dubbiosi, però mi piace ascoltare il Tasannau Mario Mannu, un altro cantatore che Deus attopiao de vago, da musua, esso nasce in Cossoine e Padro, mi pare, in ogni questo dullogo, sapevi, nasce in Cossoine, però vive un Padro, in 1933, dunque si faceva usato su Iscontus, e si raccontava una perché cosa, sa de canto cantaia disso, de Sesordio, quando ha cominciato, in Ossi, quando attopiao Adolfo Merella, che è stato dei Portumanno, e questa tecnica è tutto che usaia disso, ma du scuttavo, e poi magari ci ha ragionato in pari, scuttavo a Mario Manno. La prima volta che ho cantato la chitarra, ho cantato in Ossi, che in questo periodo hai messo su panna di suburro in Serpuntas, in Tattagli. E tanto babbo ha vinto il concorso a Serpuntas a Stentino e ha trasferito la sua famiglia da Evadro a Stentino. E devo, frate me, ha messo questo, sempre dal babbo, questo burro e pane in Serpuntas. E sono che hai venuto a questa buona metà di Mastro Adolfo, che andai spesso a Tattari e andai a Siciliano su. E da lì piano piano mi ha fatto cantare un nome Bruno su viso. Prima mi cantare mi ha dato Mario, agli dei Papidatti, e ti vado Mastro Adolfo. Mi hanno dato l'incarico alla gara di Orsi e viene, tu porto a cantare. No, non vi hanno. E con chi? Con Mario Scano? No, non vi hanno. Mario Scano e Mannoni. E tanto dei nivi, non vi hanno, gli è entrato in simpatia a Mastro Adolfo e tanto gara in Sorso, devo via cantare. Gara in Santa Maria in Tattari, devo via cantare. Gara in Sanurra. Io a gara che vivi in Mastro Adolfo, vivevo io. Silico, Banari. Tu sei fatto battere in questo anno, ma stando via impiegato a Sportas, mi chiede coraggio di andare a cantare. Su notte fui a dire a trovare questa volta. Purtroppo, questa passione vi meda, sui nari vi pago. E tanto qualche gara vi paghi e qualche giorno in tre in domo. E piano piano, quando ha cominciato a si avvicinare a conoscere Tonino Cano a Pirfogas, dai Tonino Cano a Giuseppe Pechello, poi Pirinaio, poi Francesco Fralchi, e così via via, tanto che è entrato in questo coro di Capizza, Nenaldo Capizza e Francisco Cupillo, De Bulsi, sotto loro, quasi deviene giocare. Senz'altro Mario Scano, da che mi ha insegnato una volta, a Mario mi, se avete cantare, lasciami salvare che ti fai dei costruttoni Cano, canta più basso, e che mi ha dato questa passione, dopo ne ho fatto questo. E io grido, non devo pagare a me. All'infuori che non c'era cantando con Cano, con Capizza, allora gridano io, devi gridare pure. Ma se no via con Firinaio, con tutto questo, no, tanto in cui si sa che piedi più bassa, è un'altra cosa. Ma che ne vedo con culo, figli pure, poi devi gridare. Secondo questa zona, perché è più su canto in alto. Perché è più su tipo Teresa, come è bella. Non c'eri voi, a parte da quando ha finito il Rognolo,
ad ogni gara veniva, ma ha fatto uno compare, Francisco Bello Casciubarra, in piazza Cantarello, in cui vide a cantare su Chiarella e in alto. E invece in Gaddura vede a Mario Calmar, e finalmente so canto finalmente più bello, la melodia è un'altra cosa. No, quindi, e Gaia poi ho cominciato, grazie a Dio, e poi pian piano cresciuto a Sestero, Francia, Germania, Belgio, Olanda, tutto la popolazione. Beh, insomma, sconto su de Mario Mannu. Daniele, questa cosa che andava Mario Mannu, che in Gaddura toccaiera a cantare in una modalità, in Logudoro un'altra, e su via protagonista pure in Consago Siccano, con tutto questo scanto, e stati ospiti cosa mia, meda volta in trasmissione, quando faremo Sardegna Canta. Tu ti pensi, sta Icci come ti narra di su, sta oi e tutto ancora Icci? Prima si intendia de Brusu su cannauti Mario, che in Gaddura si pensa da su canto basato, melodico, invece in Atteral Biddasa si pensa da un canto Brusu de vettus, de impetu, de estro. Prima fu de Brusu, come espruspago questo legame. Però un'altra cosa bella che annau è che dopo la guerra, la seconda guerra, dopo la niada de su imbantasese, si cerca di trasformare la Sardegna da una società che basai sa vita sua sopra la campagna, pastorizia, e si cerca di industrializzare la Sardegna. La gente si sposta da Salbidighedda, dagli stazi gadduresi a cara Salbidda al Mannas. E dunque, come annau Tio Mario, il suo si sposta da una Idighedda a Carattattari e conosce Adolfo Merella. E Adolfo Merella lo conosce in un zilleri, che come venivano a tribagliare tutta questa gente che tribagliava in campagna, però poi si andavano a vivere in città, in Tattari. E dunque, in questo periodo, subito dopo la guerra, amo sapere poi in storia di su cantachitarra, cantatori come Mario Mannu, come Tonino Cano che ammentuavo prima, come Giuseppe Chelo, sono tutti cantatori, Aldo Cavizza, chitarra, si spostano da Salbidighedda e andano in città, incominciano a frequentare, a andare in Solzillerisi, e questa sono la vera scuola di su canto a chitarra. I gue si potisti ciappare sono appassionati, ma sono scantatori mannos, e finza sono scantatori che non pigliano a palco, però ischian cantare bene. E ducasa è vista un laboratorio de canto a chitarra. E infatti può a mie s'epoca de oro artisticamente faeddante e scussa. Poi si commente epoca del numero de garas de impolto umano che si daia a su canta chitarra, e vi sicuramente sul 1970. Cantone in italiano, la si ascoltano non solo in Sardegna ma in tutta Italia, trasmettiano solmuttos in italiano a Radio Monte Carlo, e questo pure il bistau uno dei momenti più importanti del su canto a chitarra. Poi si può piacere o non piacere, può dare che sia stato un danno o che sia stata una bella cosa, però ha fatto conoscere su canta chitarra a tanta gente, cosa che come è il mancante, come tanto Marco. A noi si mancano sul momento in noi possiamo narrare, mirate che questa cosa è bella, ascolta questa cosa, e poi prima mi ascolta cantando e poi ti narro vinza di teso vaghinde, e così risulta a comprendere la bellezza di questo canto. E questa cosa manca, è cambiata la società, è cambiato il mondo è tutto, dunque non è prudente. Ci tocca tornare a cercare altre cose, poi coinvolgi i giovani, che sono dei questionati e devo questionare ancora. Tore, se usa riesci a contare un paio di cose della corsicana oggi? Sì, secondo me la cosa più importante è la stotto. La variante, l'origine, l'aspetto musicale, organologico de commenti in sonata, de tecnica, abbiamo praticamente tutto. È sempre un canto comunque che aiuta
aggiuda a regionare de canta chitarra, manca risiede un unicum, proprio che este gasi particolare, aggiuda a regionare de tematicas invece generales de su canta chitarra, che sono custas che finna de Daniele, che non amus a finire mai, tendeva a dare che bada veramente tantas cose al denaro. Oh, e dunque tornando invece a nosus, a sa trasmissioni, a sa organizzazione di questa trasmissione in rete dedicata a su canto e scantadoris a chitarra in Sardegna, nosus si fermaus a Icci per questionare, ma intendeus su canto. Oi antiscioperau, i scantadoris appunto arribaus con Bruno Maludrotto, dunque sa Marco Manca e Matteo Dore, e anti decidu de cantare questo canto casighi di sa corsicana, ed essi su canto che nosus eus a intendi sa gira chi bene, sa puntata che bene potete fare due a sa gira, e dunque eus a questionare su Miela, eus a questionare questo canto, de sa zona, de appartenenza, come sta arribando sa gara, come si interpreta, tutte cose a capo di onnai di questo canto. Dunque deo moi torru grazie a Daniele Giallara, a Salvatore Carboni, torru grazie a Marco Manca, torru grazie a Matteo Dore e a Bruno Maludrotto, e di domando può piacere, si può cantare, può fare questa, che poteva onnai sa sigla, userà questa trasmissione nostra, dunque si ti vuole preparare sa cadita e sa chitarra, a Bruno Maludrotto, a Icci si fa intendi su mi e là, e serraus su questo topiu, ma sapettaus, si fa piacere, si appassionaus, si volesi appassionare o conosci meglio su questo mondo, questa ricchezza manna che sa Sardegna deniri a pizza e su canto sardo, si può ubire in sta puntata chi benidi, proprio come te ho now, questione di mellus de su mi e là che ascoltavo su moi. Grazie a tutti.
Thank you.